presentazione del quinto pezzo della raccolta Grandi successi internazionali, primo volume. Allora apriamo l'indice, quinto pezzo a pagina 10, tema di Lara, meglio conosciuto come la colonna sonora del film Dottor Zivago. Allora andiamo a vedere quindi le chiavi con cui dobbiamo leggere le note e come al solito chiave di violino per la mano destra, chiave di basso per la mano sinistra. Non ci sono alterazioni in chiave e quindi la tonalità o Do maggiore o La minore. Tempo 3/4. Quindi andiamo a verificare anche alla fine la nota finale è Do, la nota iniziale della mano sinistra è Do, poi le tre note Do, Mi, Sol sono la triade di Do maggiore e insomma possiamo dire che siamo in Do maggiore. Comunque cerchiamo la eventuale sensibile della relativa minore di La, quindi settimo grado della scala di La minore e Sol. Vediamo se nelle prime frasi o nell'ultima frase, nelle ultime note, tra le prime o le ultime note c'è un Sol diesis, seconda nota, come vedete, la seconda battuta, Sol naturale, e come vedete la prima nota dell'ultimo rigo è Sol naturale, mentre alla mano sinistra la terz'ultima nota è Sol naturale. E quindi abbiamo Do maggiore. Però strada facendo vedremo perché c'è un cambio di tonalità alla seconda pagina. Poi vi devo spiegare ancora alcuni segni. Allora andiamo a vedere come al solito i primi due righi. Allora abbiamo prima nota mano destra Mi, il Mi centrale, poi abbiamo Sol, poi abbiamo due note una sull'altra, quindi da suonare insieme, però la seconda, quella più in basso, è più piccola e quindi diciamo è un abbellimento, si può suonare o non si può suonare. Quindi abbiamo la nota superiore più grande Re diesis con il terzo, semiminima, la nota piccola il Si con il pollice, quindi insieme. Poi abbiamo terza battuta Mi minima col punto e nota più piccola Do col punto. Quindi valore 3/4. Seconda battuta legato il Mi, quarta battuta abbiamo terzo dito, tre semiminime, terzo dito sul Si, Si, Re, Do e poi secondo rigo ci fermiamo sul Sol con il pollice. Andiamo a vedere quindi contando, prima battuta minima col punto, 1, 2, 3. Non abbiamo crome in tutto il brano musicale, quindi possiamo contare con un solo accento per movimento, 1, 2, 3. Quindi prima nota 1, 2, 3, seconda nota Sol che vale 2 movimenti, quindi 1, 2, poi si interrompe la legatura, quindi possiamo spostare la posizione e sul 3 suonare il Si con il Re diesis. 3 e poi Do, Mi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Possiamo lasciare anche il Do piccolino, ma se volete tenerlo premuto anche per la seconda battuta va bene. E poi sarebbe la quarta in questo caso. Quinta battuta abbiamo Si, Re, Do, tre semiminime, 1, 2, 3, 1. Allora, come per abitudine io mi fermo sul secondo rigo, ma ricordate che le porzioni, per una questione di quadratura metrica, andrebbero suddivise a 4 battute alla volta. Quindi ci possiamo anche fermare sulla prima nota della quinta battuta, perché in questo brano abbiamo una divisione di 5 battute. Ricordate che il mio obiettivo è quello di porvi sulle due pagine frontali tutto il brano, così da non dover essere obbligati a lasciare i tasti per girare la pagina. Quindi ci possiamo anche fermare sul Si della quinta battuta. Andiamo a tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sul Si. Mano sinistra, tutta la battuta già ho detto la prima, Do, Mi, Sol, seconda ancora Do, Mi, Sol, 4 battute, Do, Mi, Sol alla quinta, ci si ferma invece, c'è un cambio, quinto dito sul Mi, e quindi Do maggiore, e quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, e così via. Mettiamo insieme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Spostamento della sinistra e spostamento della destra, quinto sul Mi
e terzo sul Si. Un po' più a tempo, più andante, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E proseguiamo per altre 4 battute. Quindi questa ve l'ho già detta, comunque sono 3 semiminime: Si, Re, Do, secondo rigo Sol, poi Sol bemolle, Fa. Quindi bemolle abbassa la nota di un semitono, quindi il tasto nero prima del Sol. Prima si intende quindi l'ordine delle note è visto dall'alto verso il basso, quindi dal grave all'acuto, e quindi prima andiamo verso sinistra. Poi abbiamo seconda battuta del secondo rigo Fa, legato a un altro Fa ancora minima col punto. Quindi ci fermiamo sul Fa della quarta battuta del secondo rigo, dove poi riparte un'altra frase con la legatura. Quindi ripetiamo altre 4 battute, stiamo partendo dall'ultima del primo rigo e ci fermiamo sulla quarta del secondo. Allora, contando, sono semiminime: 1, 2, 3. Secondo rigo Sol, minima, 2 movimenti: 1, 2, sul 3 si solleva la mano, Sol bemolle e Fa, 1, 2, 3, legatura di valore, 1, 2, 3, e poi di nuovo il Fa. A tempo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1 da risuonare. Mano sinistra, allora abbiamo Mi, Sol, Do, il Do centrale, quindi Mi, Sol, Do. Prima battuta secondo rigo, Mi, Do, Mi bemolle, e poi Re, Fa, La, Re, Fa, La e Re di nuovo. E allora abbiamo Mi, Sol, Do, primo rigo, ultima battuta, è un rivolto di Do maggiore. Mi, Sol, Do. Poi ancora Mi, Do della sinistra, che insieme al Sol della destra danno sempre il Do maggiore. E poi abbiamo Mi bemolle in corrispondenza del Sol bemolle, quindi è un bel passaggio cromatico per scendere sulla sinistra Re, Fa, La, che è Re minore. Siamo quindi nella tonalità di Do maggiore e quindi potete seguire anche l'armonizzazione delle scale come argomento anche sul manuale per chi l'avesse già preso. Allora andiamo a mani unite, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, e riparte poi la terza frase. Quindi più a tempo la seconda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo tutte e 2 righe in fila. 1, 2, 3. Allora, il brano procede in maniera abbastanza uniforme, nel senso che abbiamo semiminime, minime, quindi dal punto di vista ritmico non c'è granché, solo stare attenti alle note alterate, ricordo sempre anche alla diteggiatura che vi condiziona poi tutte le posizioni della mano e quindi rende agevoli anche dei passaggi che altrimenti con diteggiature diverse potrebbero risultare più scomodi. Andiamo a vedere adesso alcune cose, per cui pagina 11, la seconda pagina, vedete c'è una doppia stanghetta che segnala un cambiamento di una sezione diversa, e infatti abbiamo 3 bemolli. 3 bemolli, la tonalità quindi, calcolando il ciclo delle quinte, potete sempre fare riferimento al manuale di pianoforte e tastiera, sempre del sottoscritto, quindi o è Mi bemolle maggiore o la relativa minore Do minore. E andiamo a cercare di capire di che si tratta. Innanzitutto la tonalità rimane tale, quindi con 3 bemolli, fino a tutto il penultimo rigo. Andiamo però a vedere di capire se Mi bemolle maggiore o Do minore. Allora, innanzitutto, mano sinistra abbiamo Do, Mi bemolle e Sol. E queste sono le 3 note che formano Do minore, e quindi insomma stiamo già pensando al Do minore. Osserviamo allora se c'è la sensibile del Do minore.
quindi il settimo grado deve essere aumentato di un semitono rispetto alla tonalità relativa maggiore. E il Mi bemolle maggiore ha Si, Mi e La bemolli. Quindi il settimo grado di Do minore è il Si. Vediamo se c'è naturale. Attenzione, alla seconda battuta dal cambio di tonalità abbiamo il Si naturale. Allora è Do minore, questa tonalità nuova è Do minore, quindi funziona in Do maggiore all'inizio e si trasforma in Do minore nella seconda parte, che è il famoso controtema, diciamo, che non ho trovato in molte versioni di questo tema in commercio. Tra l'altro in alcune versioni c'è stato anche spesso usato il tempo 4 quarti, devo dire molto molto inappropriato. Comunque, allora Do minore, attenzione quindi sempre con le alterazioni, finché poi alla fine ritorna, si annullano di nuovo i tre bemolli e ritorna la tonalità di Do maggiore, e infatti abbiamo un lancio Sol, La, Si, che sarebbero poi le note, quindi Sol, La, Si, Do per ritornare. Infatti leggiamo, abbiamo i segni di ripetizione che ci riportano da capo, ma poi c'è indicata una cosa da rispettare, da stare attenti. Se facciamo caso, a metà della pagina, della prima pagina, pagina 10, abbiamo un circoletto con una croce, diciamo, in mezzo, che è un simbolo di riferimento, con scritto poi a coda. Andiamo a vedere, qua c'è scritto alla fine del penultimo rigo, da capo al segno, poi coda. E infatti l'ultimo rigo è preceduto dalla scritta coda. Quindi cosa significa? Voi dovete ripetere da capo. Arrivato alla fine, stiamo parlando della prima pagina, terzo rigo, dopo la terza battuta c'è questo simboletto, quindi da questo simboletto a coda, e dovete andare a coda, che è l'ultimo rigo. Quindi ripeto, tutto fino al penultimo rigo, ritornare da capo, suonare fino alla terza battuta compresa e da questo punto andare all'ultimo rigo a coda. Ma li potrete facilmente seguire adesso che vi farò ascoltare l'intera esecuzione.